Agrigento e Caltanissetta sono sempre più vicine, ulteriore passo in avanti nell'ammodernamento e adeguamento della strada statale 640. Le opere procedono speditamente. Oggi l'apertura al traffico di un nuovo tratto a doppia carreggiata di quasi 10 km del primo lotto nei pressi di Canicattì, che si aggiunge ai 3 km ultimati nel novembre scorso. Contestualmente è stata posata la prima pietra del secondo lotto di lavori di raddoppio in territorio nisseno, da Grottarossa fino all'autostrada Palermo-Catania. La cerimonia in presenza dei vertici nazionali e regionali di ANAS, l'amministratore unico Pietro Ciucci, il direttore regionale Ugo Di Bennardo, l'amministratore delegato della CMC Ravenna che sta realizzando l'opera Dario Foschini, l'assessore regionale alle infrastrutture Pier Carmelo Russo ed il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano. Il primo lotto è poco più della metà, sono 30 km. Con l'apertura di oggi apriamo qualche chilometro in più di quello che abbiamo annunciato, ne apriamo 9,5 anziché 6,5 e quindi arriviamo a 12 km, 13 km aperti al traffico su 30, quindi siamo oltre un terzo, oltre il 40%. In più abbiamo lavorato anche sulla viabilità collegata, perché l'impegno di questo lotto è anche sulla viabilità collegata locale e anche lì ne abbiamo completati credo per una decina di chilometri. Il secondo lotto che avviamo oggi, ma se voi percorrete la strada vedete che il cantiere è già operativo, ci sono già macchine, tutto è stato picchettato, sono state fatte le verifiche belliche, gli espropri, si stanno cominciando a fare i primi pali, quindi vuol dire è un cantiere che è già partito. Non facciamo una cerimonia virtuale, noi non facciamo cerimonie virtuali, facciamo soltanto segniamo il progredire dei lavori. Mano a mano che i lavori vanno avanti ci fa piacere anche darne conto alla collettività. L'opera quando potrà essere ultimata? L'asse principale verrà completato entro il Natale. Questo, a luglio ci sarà un'altra apertura, ovviamente mano a mano che andiamo avanti e che ci sono dei tratti funzionali li mettiamo a disposizione degli utenti. Il secondo lotto parte adesso, ci vogliono 4 anni di lavori. C'è una galleria molto importante da realizzare sotto Caltanissetta, una galleria che scaveremo con le talpe, tunnel boring machine, macchine grossissime che faranno, una macchina grossissima che farà questo scavo. Ecco, insomma, noi riteniamo di poter finire anche il secondo lotto nei tempi, quindi 4 anni da oggi. Per il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano un'opera importantissima, strategica nel cuore della Sicilia, è la dimostrazione che esiste anche una buona politica capace di lasciare positivi segni tangibili. È per noi una grande soddisfazione perché è merito nostro, è merito del presidente Berlusconi, del presidente di allora Enzo Fontana, mio che mi sono tanto battuto per riuscire ad avere questo finanziamento dal governo Berlusconi quando nell'altra legislatura eravamo al governo, e quindi oggi è un giorno simbolicamente molto rappresentativo. Ci sono politici che piagnucolano e ci sono politici che fanno. C'è chi scrive letterine inutili e ci sono politici che fanno che cosa? Opere. Questa opera pubblica non ha precedenti nella storia di Agrigento. In questa strada sono morti tanti nostri concittadini. Questa strada è stata la strada della morte e adesso sarà la strada che continuerà una fatica che dura da anni per riuscire a dotare Agrigento e la sua provincia di infrastrutture che la rendano più competitiva anche sul mercato siciliano, perché questa strada farà sì che Agrigento arrivi con una strada che è sostanzialmente un'autostrada da appunto Porto Empedocle fino a Caltanissetta, e lì si potrà andare sempre in autostrada a Palermo-Catania. È una grande opera che supera tante chiacchiere che hanno investito in questi anni di inutili polemiche anche la nostra terra e la nostra città. Vedere realizzata quest'asse autostradale, che è frutto di un lungo lavoro che la provincia ha fatto, certo il merito non va solo a me, va a tutta l'amministrazione provinciale, al governo regionale, ai nostri politici di riferimento che allora si sono impegnati per il finanziamento, quindi insomma c'è stato veramente un impegno corale che è partito dalla provincia con la progettazione, ma poi è passato dalla regione siciliana, dall'allora governo regionale e dall'allora governo nazionale con Berlusconi, la legge obiettivo, quindi il finanziamento.
ripeto, oggi assistere alla posa della prima pietra per il secondo lotto e la consegna di circa 10 chilometri già completi del primo lotto, onestamente ci dà veramente tanto coraggio ma anche soddisfazione, perché riteniamo che questa terra può crescere. Ecco, quando c'è l'impegno vero le cose si possono fare, si possono realizzare e si possono realizzare anche in tempi rapidissimi.